Salimbas sunt prendas, le lingue sono gioielli, e questo è il titolo del convegno dedicato al tema della traduzione di opere letterarie in lingue nazionali o minoritarie, proposto da Diego Corraine, presidente della Sociedade Pro Salimba Sarda, insieme al Consorzio Universitario Nuorese. All'incontro, tra gli altri, è intervenuto Anthony Aquilina, professore dell'Università di Malta, mentre Fabrizio Murreddu, commissario del Consorzio Universitario di Nuoro, ha introdotto i lavori. Lo spunto per il convegno è stato offerto dalla traduzione in sardo del capolavoro immortale di Antoine de Saint-Exupéry, Il Piccolo Principe, che ha rappresentato un dono per generazioni di ragazzi e non solo per i diversi piani di lettura e interpretazione che consente. E proprio partendo dalle traduzioni in tante lingue di questo capolavoro della letteratura mondiale, in sardo, maltese, algherese, tabarchino, tutte edizioni pubblicate dalla casa editrice nuorese Papyrus, che ha preso spunto l'idea di fondo del convegno. L'importanza del multilinguismo e del plurilinguismo, vale a dire dello sviluppo di tutte le lingue, nessuna esclusa, per lo sviluppo della pace. La filosofia che ha animato il convegno è quella che è la vera prova del fatto che sia possibile costruire un mondo fondato sulla tolleranza e la solidarietà consiste nella capacità da parte delle lingue maggioritarie di accettare e assicurare lo sviluppo delle lingue minoritarie. Questo significa anche avere la capacità di accettare la diversità e l'identità di diverso tipo. Da qui la necessità di prestare attenzione ad una delle possibilità che consentono la pace e la convivenza tra lingue e culture, la traduzione. Ma dei varianti nel champ sémantique.